Su proposta dell'assessore Corazzari sono stati approvati dalla Giunta regionale alcuni progetti a favore del comparto. Il primo, in accordo con l'Università di Ca' Foscari di Venezia, con l'obiettivo di monitorare la specie alloctona del granchio blu nella laguna di Chioggia e gli impatti che la stessa esercita sulla pesca tradizionale. Il progetto è finanziato al 50% dalla Regione per un valore di 20.000 euro. Tra le altre finalità anche quella di verificare le eventuali potenzialità per lo sfruttamento di tale risorsa e l'efficienza delle attrezzature per la sua pesca. Un altro finanziamento riguarda un progetto di ripopolamento dei molluschi bivalvi tra Chioggia e Venezia, dato che a seguito della tempesta Vaia del 2018 e la successiva Acquagranda del 2019 la risorsa si è impoverita. A tale scopo il finanziamento sarà di 275.000 euro in aggiunta ai 600.000 già stanziati. Sempre con la collaborazione di Ca' Foscari, il progetto coinvolge Veneto Agricoltura, Icogevo, consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti di Chioggia e Venezia. L'obiettivo è la tutela della risorsa e la riattivazione della produttività delle aree colpite. Thank you.